Il caso è arrivato in Parlamento, sollevato dal Partito Democratico con un'interrogazione, quindi lo sdegno dell'associazione Partigiani che a sua volta si mobilita, quei volti di Benito Mussolini ritornati visibili sulla facciata di Palazzo Berto a Zenson di Piave, volti che la proprietaria intende mantenere perché testimonianza storica sconcertano il presidente dell'ANPI. Mi pare una cosa innanzitutto obbrobriosa, perché non si tratta di qualcosa che abbia un valore storico. Questa qui è pura e semplice propaganda fascista, lo era propaganda a quel tempo e lo è anche oggi. Mi pare quindi una cosa da non poter tollerare, soprattutto di questi tempi, con le cose che vengono fuori sulla Segre, costretta alla scorta per le minacce che riceve. Non c'è una conservazione storica da fare, perché di quelle immagini se ne trovano finché si vuole sui libri. Se emerge che so una scritta contro gli ebrei, allora la consideriamo storica anche quella, no? Da qui l'azione intrapresa anche dall'associazione Partigiani. Io credo oggi mandiamo anche noi una lettera al prefetto dove chiediamo insomma, che le autorità facciano rispettare la Costituzione e le leggi vigenti. Quella è puramente propaganda fascista.